Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Vabbè, c'è poco da fare dispiaciuti, sapevamo che sarebbe andata a finire così. Sconfitta meritata, c'è poco da dire. Affrontavamo l'Inter, finalista di Champions, anche se devo essere sincero, io oggi sicuramente ho visto una buona Inter, ma non una squadra che l'anno scorso ha disputato una finale di Champions. È chiaro che comunque noi siamo neopromossi, è chiaro che non siamo un impegno così gravoso per una squadra che appunto ha fatto la finale di Champions, però nella mia visione della partita mi aspettavo un maggiore impatto da parte dell'Inter, impatto che comunque c'è stato perché il primo tempo l'ha concluso con un 70-30 di possesso palla, un botto di calci d'angolo. Infatti il titolo del video, se non fosse stato troppo lungo, sarebbe stato c'è stata anche un po' di partita in questi calci d'angolo, perché nel primo tempo si sono visti soltanto quelli. Non mi voglio fossilizzare troppo sull'altra squadra, parliamo del Cagliari. Allora, il primo minuto mi è sembrato una squadra fantastica che prendeva la partita all'attacco, una squadra votata all'attacco nonostante davanti ci fosse l'Inter, una squadra che voleva proporre il suo gioco. Però il giocattolo si è rotto dopo un minuto, perché dopo quel minuto l'Inter ha preso il sopravvento, come è normale e logico che sia, anche perché noi gli davamo la possibilità di prendere campo. Sono cambiate un po' le tattiche della partita dopo che è uscito Pavoletti per infortunio, il che ha costretto Luvumbo ad entrare in campo anzitempo, e secondo me ha scombinato parecchie delle tattiche del Cagliari, perché secondo me Luvumbo era quella sostituzione che doveva entrare nel secondo tempo per cercare di rompere un po' le difese dell'Inter, cosa che comunque è riuscito a fare nonostante è stato, se non mi sbaglio, al 30°, però secondo me ha avuto meno efficacia di quello che si sperava. Però l'entrata di Luvumbo secondo me è stata ottima. Un altro giocatore che mi è piaciuto è stato Jankto, a discapito della partita col Torino che molti hanno visto come prestazione positiva da parte di Jakub. Io non l'ho vista così, ma il mondo è bello perché è vario. Però la partita di oggi di Jankto a me è piaciuta. Continuo a vedere forse molto agonismo, che mi piace, ma poca concretezza. Non saprei bene come spiegarlo. Nel senso, a livello di impatto mentale è entrato benissimo nella piazza, ha capito per quale piazza sta giocando, però a livello di gioco continuo a vederlo non al 100%. È chiaro, poi è ovvio che possiamo mettere tutte le attenuanti del caso perché siamo solo alla seconda giornata, stiamo giocando comunque con un caldo significativo, quindi tutte le giustificanti sono più che lecite. Però voglio dirvi comunque quella che è la mia opinione. Secondo me per il momento Jankto a livello di approccio alla partita bene, a livello di quello che vedo che fa in partita possiamo discuterne. Per il resto sinceramente non ho tantissimo da dire, cioè nel senso, sapevamo che sarebbe stata difficile, è normale. Affrontavamo l'Inter, però non mi ritengo deluso da quello che ho visto. Era una partita difficile, basta, c'è poco da dire. Un qualcosina magari lo meritavamo di più, per esempio mi viene in mente la conclusione di Azzi verso gli ultimi minuti. Lì secondo me è stato un errore dell'italo brasiliano. Qualche sortita di Luvumbo che mi è piaciuta, ma secondo me a mani basse il migliore in campo del Cagliari è stato Nandez, ma a mani bassissime.
è stato quello che ha fatto di tutto in mezzo al campo. Correva, recuperava palloni, si proponeva in avanti, tutto ciò che poteva fare Nandez lo ha fatto, con risultati più o meno buoni, ma l'impegno ce l'ha messo dall'inizio alla fine. Tra l'altro, piccola nota a margine, verso gli ultimi minuti non la stavo più guardando la partita perché immaginavo che sarebbe finita 2-0 per l'Inter e non mi ero minimamente reso conto che erano entrati Shomurodov e De Jong. L'ho visto dall'applicazione, perché sennò non ci avevo minimamente fatto caso. Comunque, ripeto, partita tostissima. Sapevamo che sarebbe andata a finire così. Il Cagliari ha fatto quello che poteva fare di più, assolutamente sì, ma se ci sono partite in cui, tra virgolette, ti puoi permettere anche di fare un po' di meno perché la forza dell'avversario è talmente superiore che uscire comunque dal campo con 0 punti è una cosa accettabile, abbiamo scelto l'occasione giusta per farla. Meglio con l'Inter che con squadre con cui ti puoi lottare un traguardo. Mi viene in mente per esempio un Frosinone per la salvezza, una Salernitana, una qualsiasi altra squadra. Quindi va bene così, va bene così. Ora testa al Bologna. Non mi ricordo se adesso c'è la pausa, ma di norma dopo la seconda stagione, sì, dopo la seconda partita c'è la pausa per le nazionali. Recuperiamo le energie, affrontiamo una squadra che al momento secondo me è molto in forma e che tra l'altro vive con dei giocatori che dovevano venire al Cagliari, tra tutti Aebischer o Ebischer, adesso non so la pronuncia corretta, e Ferguson, e staremo a vedere. Confino in mister Ranieri, assolutamente sì, e il campionato è solo all'inizio, quindi c'è poco sia da elogiare secondo me, ma soprattutto da lamentarsi. Di quello secondo me ce ne sarà tempo, se ci sarà occasione per farlo, perché potrebbe anche non esserci, ed è quello che ci auguriamo tutti. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!